Macchina che lascia i concorrenti, veloce, Only You Dalgo a raggiungere la corda e installarsi al comando nei confronti di Otti Hans, che però lo sopravanza all'imbocco della prima curva, terza posizione per Lippi, mentre rimane per linee esterne Our Destiny Font dopo i primi 200 metri di corsa. Our Destiny che risale, intanto c'è stato l'errore per il numero 11 Naxos Desi. Our Destiny che risale, va al fianco di Otti Hans quando si sta per completare i primi 400 metri di corsa in 31,3. Con Otti Hans che per il momento ha replicato, molto veloce dal fondo del gruppo arriva Nabab di Poggio che coglie tutti di sorpresa con una flessione violenta, passa e si ritrova al comando a paretto dei 600. C'è un 14,9 che vale molto ma molto meno per Nabab di Poggio, che ha sopravanzato tutto il gruppo con una frazione di 200 metri molto molto violenta e si ritrova ora in vantaggio alla fine della seconda curva, 800 metri in 1-2 appena abbondanti. Nabab di Poggio leader nei confronti di Otti Hans, poi c'è stato qualche problema per Our Destiny Font che di fatto si elimina, prova ad avanzare il numero 3 Olinda Jet che sopravanza Ordigno Marche. 1.17,8 il passaggio al chilometro per Nabab che continua a condurre quando siamo sulla piegata di destra, prova a risalire ancora Olinda Jet che si affianca al numero 7 Otti Hans, quindi ancora Only You Dalvio con all'esterno Ordigno Marche, poi terza corsia per Manrique di fronte che prova a rimontare. I 400 vanno dal palo a metà di fronte in 31,2 per Nabab di Poggio, mentre si scopre ora Olinda Jet che cerca di anticipare Manrique in risalita, più indietro sempre Only You Dalvio, con ancora l'attacco ora più deciso di Olinda Jet nei confronti di Nabab di Poggio, con Manrique che al suo esterno ripete l'errore Naxos Desi quando siamo addirittura d'arrivo con Otti ancora dal comando il numero 3 Olinda Jet che ha sopravanzato Nabab di Poggio anche con qualche problema di andatura, quindi ancora Manrique nel finale, Manrique che va all'attacco di Olinda Jet, Manrique che guadagna, Manrique che tende a passare, Manrique su Olinda Jet in 2.33,9. Andiamo a rivedere gli ultimi metri con il successo comunque di Manrique e Biagio Verde, Middle Training, in colori del signor Giuseppe Vassallo, che ha messo il turbo ai motori ai 600 conclusivi nel finale, è riuscito a raggiungere e sopravanzare Olinda Jet e quindi Manrique che si propone come vincitore di questa corsa. Secondo posto per il comunque positiva Olinda Jet, poi ancora Only You Dalvio che dovrebbe essere il terzo.